Ciao a tutti e benvenuti alla seconda edizione della TV dei ragazzi a noi la parola. Anche in questa edizione avremo molte interviste, inchieste e servizi interessanti che speriamo attirino la vostra curiosità. Vediamo il sommario di questa puntata. Abbiamo incontrato Amani El Nasif, una ragazza con una storia incredibile. Siamo tornati dall'assessore Campagnolo per conoscere come procedono i lavori del Ponte degli Alpini. Il libro della settimana. Gustiamoci le buone e sane merende di Laura. Tra placcaggi e mete, lo sport del rugby. Torniamo dall'assessore Campagnolo per vedere come procedono i lavori sul Ponte Vecchio. Linea ad Edoardo e Elisa. Ciao a tutti, siamo in compagnia con l'assessore Campagnolo per capire come stanno proseguendo i lavori sul Ponte degli Alpini. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Come sta il Ponte degli Alpini? Il Ponte degli Alpini non sta bene, nel senso che è un oggetto molto delicato, bellissimo, molto delicato perché è in legno, è all'interno di un fiume, quindi ha bisogno di molte attenzioni, di molte cure. In questi ultimi anni purtroppo non ha ricevuto le cure adeguate e adesso bisogna intervenire per sistemarlo, quindi sappiamo che non sta bene, abbiamo fatto tutta una serie di analisi, come si fa con le persone che ci sono più care, dove fai gli esami per capire come si sta, e abbiamo visto che oggettivamente sta molto male, quindi abbiamo fatto un progetto di restauro. A che punto siamo con i lavori? I lavori che si fanno in un oggetto di questo tipo, che è un monumento, che è il simbolo della nostra città, sono dei lavori che devono essere attivati seguendo delle regole ben precise. Bisogna fare approvare il progetto, cosa che abbiamo fatto, abbiamo lavorato 6-7 mesi per preparare il progetto è stato autorizzato, bisogna trovare i finanziamenti, che sono finanziamenti importanti, e anche qui grazie al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Veneto e alla Fondazione Cari Verona abbiamo trovato i finanziamenti che ci servono per fare i lavori, e poi bisogna fare una gara pubblica per affidare i lavori, e noi abbiamo fatto una gara per affidare i lavori, e lì c'è stato qualche problema, perché poi chi concorre a una gara può ricorrere se ritiene di avere ragione rispetto a quello che decide la commissione di gara. Ci può spiegare che cosa è successo? La commissione di gara, che è un organismo formato da tecnici, ha valutato che quello che aveva vinto la gara non avesse i requisiti a suo tempo per eseguire i lavori, e ha giudicato quindi al secondo che si era classificato nella gara, come si fa in qualsiasi competizione. Il primo, che è stato escluso, ha fatto ricorso presso un tribunale che si chiama TAR, che è il tribunale amministrativo, il quale dopo un po' di tempo ha detto no, che era giusto che facesse i lavori invece quello che era stato escluso all'inizio. Che tempi ci vorranno? Almeno un paio d'anni, salvo imprevisti. Dico salvo imprevisti perché noi abbiamo due problemi: un lavoro che viene fatto all'interno di un fiume che non è un fiume facile come il Brenta, che ha carattere cosiddetto torrentizio, quindi a rischio delle brentane, sperando che non ci siano, e il fatto che comunque andiamo a restaurare un monumento. Allo stato attuale, il ponte, in caso di Brentana, rischierebbe di crollare? Per brentane normali, nella norma, siamo non eccezionali, il ponte è stato messo in sicurezza, sono stati fatti dei lavori in quest'ultimo anno, dove sono state rinforzate le fondamenta, sono stati messi dei puntelli in modo che il ponte possa resistere a delle brentane normali. Se dovesse arrivare una brentana come quella del 1966, che è stato un evento tragico per la città, ma non solo per la nostra città, un po' per tutto il Veneto, per tutta la nostra regione, perché è un periodo in cui è piovuto molto, ovviamente il rischio è che ci possano essere dei problemi. Una volta ristrutturato, le auto potranno transitarvi? Assolutamente no, non perché non possano passarci sopra, perché il ponte sarebbe in grado di sostenerle, come avveniva fino agli anni 90, quando il ponte era asfaltato e vi passavano sopra le auto, ma proprio per una scelta, perché siccome è il simbolo della nostra città, hanno deciso prima di noi, ma noi pensiamo sia giusto che sia così, lo pensano anche i bassanesi, che quello debba rimanere un ponte soltanto per il transito cosiddetto pedonale, quindi per le persone che passano a piedi e non per le auto. Molte grazie signor Campagnolo per le sue spiegazioni. Ci auguriamo che il ponte torni presto in salute.
E ora Lina allo studio. Ciao ragazzi, oggi è in studio con noi Amani El Nasif, una ragazza siriana, ma cresciuta in Italia, con una storia tutt'altro che semplice. Amani, quando aveva 16 anni, è stata portata dalla madre con una scusa in Siria, dove lì ben presto scopre che in realtà doveva sposare un cugino. Le dicono che in Italia non tornerà più, ma lei si ribella. E in una realtà dura e violenta, dove le donne non hanno diritti, resiste e lotta fino a riprendersi la sua vita. Dopo questa esperienza, Amani ha scritto un libro, Siria Mon Amour, in cui racconta la sua esperienza di sposa bambina. Ciao Amani! Perché hai deciso di chiamare il tuo libro Siria Mon Amour? Beh, è facile perché della Siria te ne innamori e io quando penso a quello che mi è successo in Siria non penso solo agli aspetti negativi, ma penso alle persone fantastiche che ho avuto la fortuna di conoscere, alle mie zie che mi hanno aiutato moralmente finché ero lì, che mi hanno dato supporto, ai paesaggi, i colori, i suoni, la musica, tutto quello che mi ricorda la Siria io l'ho voluta intitolare così la storia dei miei 399 giorni. Cosa hai provato quando hai scoperto che eri in Siria non per rifare il tuo passaporto, ma perché dovevi sposare tuo cugino? Beh, ovviamente all'inizio uno si aspetta di andare lì per una vacanza, per 5 giorni, per appunto sistemare questo passaporto, invece poi le cose cambiano drasticamente. Lì la prima sensazione ovviamente è stata di incredulità, perché uno, sai, io avevo 16 anni, immaginavo di partire appunto per questa mini vacanza di 5 giorni e dopo sarei ritornata alla mia vita di tutti i giorni, ma invece poi le cose si sono completamente rovesciate. Lì ho scoperto appunto che dovevo andare in sposa a questo cugino e lì è iniziata la mia battaglia, quindi la mia guerra a mani contro tutti. Nel tuo libro scrivi Haram significa peccato e nel villaggio di Al-Kharaz il peccato per le donne è solo il fatto di esistere. Come la spieghi questa mercificazione delle donne? C'è da fare una piccola precisazione. Allora, finché io ero in Siria ovviamente mi dicevano spesso qualunque cosa facessi haram, che haram significa peccato. Durante quei 399 giorni io non ero una donna libera, non potevo fare nulla di testa mia, quindi tutto ciò che facevo in quanto donna era peccato. Ovviamente andando in città le cose cambiano completamente, nei villaggi rurali purtroppo vige l'ignoranza e lì sappiamo benissimo che quando una persona non ha avuto la possibilità di studiare, di imparare cosa è giusto e cosa è sbagliato, l'ignoranza sovrappone questo e purtroppo si arrivano a queste situazioni. Tu eri Aram per come ti vestivi, per come ti impuntavi, perché non indossavi calzini e spesso ti picchiavano per questo. Cosa ti dava la forza di reagire e di resistere alle oppressioni? Beh, sicuramente la voglia di vivere, di realizzare tutti i sogni che avevo nel cassetto. Io avevo 16 anni quando sono andata in Siria e di sogni nel cassetto ne avevo tantissimi. Non potevo permettere a nessuno di non farmeli esaudire, quindi la voglia di vivere, la voglia di tornare dal mio Andrea che mi aspettava in Italia, questo mi dava la forza tutti i giorni per resistere. Le spose bambine nel mondo sono più di 70 milioni. Tu ne conosci qualcuna? Allora, io conosco in primis le mie cugine, le cugine che purtroppo si sono sposate contro la propria volontà e poi situazioni simili che sono venuta qui a conoscenza in Italia che ovviamente vivono fino al limite della situazione, però poi fortunatamente riescono sempre a fare un passo indietro per poi riuscire a liberarsi. Vuoi lasciare un messaggio a queste ragazze? Certamente, l'unico messaggio che mi sento di dare ogni volta è di ribellarsi, perché ovviamente se io do una testimonianza magari faccio poco, ma se io la do a te, tu la dai a un tuo amico e tutti facciamo passaparola, magari riusciamo a fare il cambiamento. Da soli noi non riusciamo a fare il cambiamento, tutti insieme sì. Hai vissuto un'esperienza forte, difficile, ma adesso come ti senti? Hai paura?
Ovviamente adesso le paure sono diventate altre, le paure che avevo magari quando avevo 16 anni che ero in Siria sono andate a scomparire perché sono a conoscenza di cosa posso fare e di come posso comportarmi in un futuro se mai dovesse mai succedermi una situazione simile. Vogliamo concludere con l'ultima parte del tuo libro. Ho tra le braccia la mia bambina. Le sue piccole mani ne tradiscono la vulnerabilità. Si chiama Vittoria, perché io sono quella che ha vinto. Grazie Mani per la tua disponibilità. Continua così. Grazie a voi. Ciao, sono Luca e il libro che vi presento oggi si intitola Il nemico più temuto. L'autore è Georges Bucay, casa editrice Rizzoli. La storia racconta di un re molto potente e tiranno e di un mago paziente e molto saggio. Un giorno il re viene a scoprire dai suoi sudditi che esiste nel suo regno un uomo più potente di lui, un mago. Pieno di gelosia e invidia, il re lo convoca a palazzo e gli pone una domanda molto pericolosa per il mago. La risposta del mago però lo spiazza e il re capisce di essere in trappola. In verità, il re aveva invitato a palazzo un indovino per ucciderlo. Ma quando il mago gli rivela che il suo destino è strettamente intrecciato a quello del suo re, le cose cambiano. Da quel momento il re comincia a conoscere questo vecchio saggio e a scoprire le sue doti di intelligenza e saggezza. A poco diventano amici e si instaurerà un legame di rispetto e di affetto che durerà per tutta la vita. Consiglio a tutti di leggere questa bella fiaba, anche perché aiuta a riflettere su se stessi e a scoprire i valori dell'amicizia. Le immagini sono molto colorate, stilizzate e espressive. Gustiamoci qualche buona ricetta in compagnia di Laura. Ciao ragazzi, siamo tornati da Laura per proporvi nuove ricette sfiziose e sane. Ciao Laura, cosa ci proponi oggi? Ciao Emma, benvenuti di nuovo nella mia cucina. Oggi vi propongo una ricetta a base di frutta, ma anche di cioccolato e di granella di nocciole, però saranno i miei aiutanti a descrivervela. Ciao Anna, cosa prepariamo oggi? Oggi prepariamo spicchi di mandarino al cioccolato con granelle di nocciole. Sapete quali ingredienti ci servono? Ci servono 100 g di cioccolato fondente, 2 cucchiai di latte di avena, 2 mandarini, nocciole tostate o granelli di nocciola. Abbiamo scelto i mandarini come frutta invernale, visto che siamo ancora in inverno. Andremo a ricoprirli con il cioccolato fondente che prima dobbiamo sciogliere a bagnomaria. Quindi prendiamo il cioccolato, lo spezzettiamo, ci aggiungiamo un po' di latte di avena e poniamo sul fuoco a sciogliere. Abbiamo scelto di utilizzare un cioccolato fondente al 75% perché comunque è un buon alimento, è ricco di polifenoli che sono dei forti antiossidanti, quindi uniamo le vitamine della frutta ad un ingrediente che ci può fare bene. Uniamo anche della granella di nocciole perché le nocciole come semi oleosi contengono dei grassi buoni e questo ci fa togliere la voglia di alimenti industrialmente raffinati a favore invece di una merenda sana e sostanziosa. Ora il cioccolato si è sciolto, prenderemo gli spicchi di mandarino, li intingeremo per metà all'interno del cioccolato, ci verseremo sopra della granella di nocciole e poi li depositeremo nella carta da forno. Lasciandoli così a raffreddare per un paio d'ore diventeranno degli sfiziosi bocconcini. Possiamo mangiarli subito? No, prima bisogna far raffreddare il cioccolato in frigo. Dopo essere stati in frigo, il cioccolato si è indurito. Ecco il risultato finale. Grazie Laura per la disponibilità. Grazie a voi per la collaborazione.
3, 2, 1, ragazzi, parte l'assaggio. E ora andremo a scoprire il mondo del rugby con Tommaso e Riccardo. Ciao a tutti, oggi siamo qui al campo sportivo di Cabanoncello per capire meglio il gioco del rugby. Quando è nata l'associazione Rugby Bassano? L'associazione Rugby Bassano è nata nel 1976 e quest'anno festeggiamo il 40° anniversario della sua fondazione. Quanti iscritti avete? Gli iscritti sono 270 tra dirigenti e giocatori. Quali sono le regole principali di questo sport? Le regole principali dello sport del rugby sono l'avanti, cioè il rispetto del passaggio verso un compagno che deve essere in linea o indietro rispetto alla posizione, la meta, che è un'assegnazione di 5 punti quando viene schiacciata la palla oltre la linea avversaria, e le trasformazioni che prevedono un conseguimento di 2 punti aggiuntivi dopo l'assegnazione della meta, oppure i falli o il drop, che è un calcio con rimbalzo. In cosa consiste una sessione di allenamento? Una sessione di allenamento consiste in una parte dedicata al riscaldamento solitamente all'inizio, una parte per la prevenzione infortuni, quindi in palestra, e solitamente termina con una parte in campo nella quale appunto si prova la squadra, si provano le giocate, si provano tutte le tecniche individuali anche. Che attrezzatura necessita? Necessita solamente di un campo, non importa se ci sia erba o solamente terra, perché è indifferente. È pericoloso? Assolutamente no, per questo consiglio vivamente a tutte le mamme di portare i loro figli a giocare, perché è uno sport che forma sin da piccoli e insegna il rispetto nei confronti dell'avversario, nei confronti dell'arbitro e nei confronti di tutti quelli che aiutano. Possono praticarlo anche le donne? Certamente, anche se in questa società non abbiamo una squadra femminile, ma nelle vicinanze come Vicenza e come Castelfranco abbiamo una squadra femminile. Quali sono le regole principali di questo sport? Le regole principali prevedono l'assegnazione di punti tramite meta, cioè schiacciando la palla oltre la linea, oppure con la trasformazione, cioè col calcio dentro i pali. Vince solitamente chi fa più punti e si gioca in 15 in un campo 100 metri per 50, e l'unico modo per fermare l'avversario è placcandolo dalle spalle in giù. A quanti anni si può iniziare? Si può iniziare fin dall'ultimo anno dell'asilo, cioè a 5 anni, e infatti qua al Rugby Bassano abbiamo anche l'Under 6. Perché il pallone è di forma ellittica? Si narra sia di forma ellittica ovale, appunto, perché sin dai tempi dell'inizio venne usata una vescica di un maiale riempita con della paglia e appunto la forma era quella, e dal tempo si è evoluto di quelle dimensioni, di quella forma. È uno sport accessibile a tutti? Assolutamente sì, infatti ci sono diverse categorie per ogni tipo di persona. Abbiamo gli old, c'è la femminile e da bambini della tenera età, quindi insomma è accessibile assolutamente a tutti. Perché hai scelto di giocare a rugby? Io ho scelto di giocare a rugby dopo aver visto una partita in televisione e ne sono rimasto innamorato e volevo provarlo, e quando avevo 15 anni ho scelto di iniziare a giocare e non ho più smesso. È molto faticoso. Beh sì, essendo uno sport di contatto, e poi perché facciamo 4 allenamenti a settimana da 2 ore che sono belli impegnativi. Grazie ragazzi per la collaborazione, passiamo ora alla linea allo studio. Ciao! Bene, per oggi è tutto. Se avete idee o curiosità, scriveteci alle mail che vedete in sovraimpressione. Noi ci vediamo domenica prossima alle ore 14:30, sempre qui su Rete Veneta. Vi aspettiamo. Ciao!